Allora, che cosa ci dice della sentenza sui 49 milioni della Lega? Beh, che ci lascia basiti, e di solito quando si studia si dice sempre che la norma deve essere applicata e la legge in maniera estensiva. Qui si è applicata la legge in maniera restrittiva, si vuole di fatto cancellare un partito ma non ce la faranno. A questo punto non siamo solo coloro che dovranno difendere la vita della Lega, ma difendiamo anche la democrazia, visto e considerato che se si cancellano i partiti con le sentenze vuol dire che il sistema non funziona più. La democrazia è a rischio. Ma guardi, io dico che è a rischio nel momento in cui la politica, che raccoglie le istanze dei cittadini, lo diceva Rousseau, non riesce più a esprimere queste istanze come proposte. Cancellare un partito e una sentenza mi sembra che è un fatto estremo, di estrema gravità. Il partito deve cambiare nome a questo punto? Ma guardi, io tifo perché resti sempre il nome Lega, dopodiché non sono nella stanza dei bottoni, o meglio non faccio parte di coloro che oggi si stanno occupando di queste vicende. Sono vicende delicate, molto complicate, che hanno dei profili giuridici che sono in questo momento oggetto di valutazione.